I corpo a corpo dei fanti, i cumuli di morti, le sortite della cavalleria, gli scoppi delle granate, ma anche l'esodo dei profughi veneti sotto i loro carichi di masserizie, lo sfacelo delle case, una sintesi di cosa sia stata effettivamente la Grande Guerra al di là di ogni retorica. Villa Contarini a Piazzola sul Brenta propone dal 21 febbraio al 2 giugno la più estesa mostra di disegni di Giuseppe Cominetti, allestita in Italia dagli anni 30, un altro tassello nell'ambito delle iniziative regionali per il centenario del conflitto. Questi grandi eventi, che vedono poi nella riscoperta del rapporto con la Villa Veneta un momento fondante, fanno di noi una voglia. Cultura sì, ricordo sì, ma anche proposte economiche per il futuro. Noi vogliamo che il nostro mondo, attorno al tema delle vestigia della Grande Guerra, delle nostre ville venete, dell'Expo che è un'occasione, diventi economia. La rassegna illustra la guerra nei suoi momenti epici, ma rappresenta anche le terribili sofferenze di chi ha combattuto nelle trincee al fronte e quella della popolazione sfollata alla ricerca della salvezza, insomma il volto tremendo e vero della guerra, reso con il bianco e nero della matita. Il ricordo dei cattivi eventi, il ricordo delle tragedie, la rinascita dell'Italia dopo le tragedie, perché la prima guerra mondiale segue la seconda e dopo noi abbiamo la fortuna di crescere, ci fanno pensare che le guerre nel mondo ci obbligano a essere persone serie, concrete, le persone del fare per il futuro dei nostri giovani. Un modo per ricordare, ma anche per riportare il Veneto come grande protagonista all'Expo 2015. Non possiamo più permetterci di fare cose così futili, veloci, che passano, ma cose che restano. E allora gli attuali 10 miliardi di fatturato che facciamo oggi da turismo, vogliamo che in 20 anni diventino 20 miliardi, cioè 20% del PIL veneto del futuro da turismo, da cultura, da paesaggio.